Stiamo scendendo sul letto del fiume Brenta. In questo punto il 29 ottobre c'era acqua. Guardate com'è la situazione a mesi di distanza. Qui c'è addirittura ancora un albero sradicato, in giro rami spezzati. Direi che la situazione è tutt'altro che a posto, ma di chi è la competenza? Chi deve pulire? Chi deve sistemare? Che cosa succederebbe nel caso di un'altra piena? Il Brenta, così come gli altri fiumi del Veneto, dopo le piene d'autunno l'emergenza è rappresentata dai detriti. Gli scenari sono quelli che vi stiamo documentando con le nostre telecamere e il tema è quello della manutenzione dei soliti rimpalli di responsabilità. Quel che è certo è che la pulizia è indispensabile per evitare che tronchi e ramaglie vadano ad ostruire i corsi d'acqua in caso di nuovi eventi straordinari. Una volta, molti lo ricorderanno, ci pensavano direttamente i contadini a sistemare la Brenta. Io ricordo mio nonno che andava a fare legnatico nel periodo primaverile lungo il Brenta, perché era lì e tirava su quello che il Brenta durante l'inverno, le piene autunnali, insomma, creavano come danno. Oggi tutto questo non si può fare perché ci sono delle leggi che invece dicono che bisogna muoversi entro ambiti molto precisi, che lo dobbiamo fare noi e lo facciamo con la dovuta programmazione. Insomma, lo deve fare il Comune su delega del Genio Civile, che è competente in base a un regio decreto risalente al 1904 e rischia di finire nei guai chi decidesse di andare a pulire gli argini senza essere autorizzato. Qui parliamo però di aree demaniali, quindi non c'è il diritto di proprietà e quello che si può fare nelle aree demaniali è normato, ed è normato in maniera sempre più precisa perché c'è tutto un concetto di responsabilità. E qui ci si scontra, come spesso accade, con i tempi della burocrazia e con l'ormai cronico problema del reperimento dei fondi. Comunque sia, per quanto riguarda il territorio di Bassano, il Comune si sta organizzando. È un'attività che viene fatta all'inizio della primavera, quindi noi la stiamo programmando adesso e avverrà tra i mesi di febbraio e marzo.